trova senza il supporto del re per farsi la cattedrale. Però lui c'era una chiesetta piccolissima, Palermo è più importante. Lasciate perdere le storielle, leggende vi racconto. Luglio, che è la festa del ritrovamento, si fa il festino, che in realtà sono due feste, perché è la diocesi che fa la festa religiosa e il senato di allora, quindi il comune sarebbe, che fa la festa civile, che era una cosa grandiosa, durava parecchi giorni. Tra l'altro il senato chiede che venga nominata patrona principale, però tenete presente che la patrona principale, e questa è un'altra tradizione da riscoprire, della diocesi di Palermo non è Santa Rosalia, bensì l'Immacolata Concezione. E noi abbiamo un capolavoro assoluto della scultura e dell'argenteria che si trova a San Francesco d'Assisi, che è di poco successivo a questo, probabilmente è stato realizzato dagli stessi argentieri. È una squadra, cioè qua c'è anche un architetto, Mariano Smiriglio, che fa i disegni, che era l'architetto del Senato di Palermo. È un'urna che contiene all'interno le reliquie, che doveva essere adatta per la processione e che è fatta, questo è l'altare c'è là, dietro, e quello là sopra, quindi voi per vederlo bene. Va bene, qui siamo nel cuore della città storica, che è un cuore simbolico e anche geometrico, per cui i viceré spagnoli avevano l'indicazione di sistemare le città dei vari regni, perché effettivamente si comportavano come viceré, rispettando le caratteristiche dei vari luoghi, per cui voi troverete una sistemazione urbanistica diversa a Lima o a Napoli o